Don Luigi, ecco, una partecipazione intensa quella del santo? Sì, ogni anno è sempre così, si ripete. San Calogero a quanto pare attira tanta gente, ma anche del circondario, per cui tanta gente viene da Siculiana, Rialmonte, Agrigento, ecco, affascina ancora. Noi ci auguriamo che San Calogero possa, come sa fare lui, intercedere per tutti noi e in questo momento così molto delicato chiedere al Figlio di Dio il grande dono della pace. La pace nel mondo, la pace laddove ancora c'è tanta violenza e semina paura, distruzione e tanta morte. Abbiamo visto ieri sera una processione molto partecipata. Tanta gente, sì. Vorrei dire anche forse più rispetto all'anno precedente. Tanta gente, davvero. Ringraziamo il Dio. Senta, quale sarà il percorso di oggi della statua? Ma farà tutta la parte alta di Pontetello e tornerà stasera sul tardi. Il clou quando sarà? Il clou sarà domani sera a conclusione della festa e avrà percorso tutte le strade della città di Pontetello. Oggi è una giornata particolare perché è l'anniversario della nascita di Camilleri. Camilleri aveva un rapporto bellissimo col santo e lo scrisse anche in maniera eccellente. Sì, ecco, il nostro augurio è che appunto